I luoghi comuni di chi fa il badante ormai si stanno sgretolando, sono luoghi comuni, quindi chiaramente riguardano anche quello che uno pensa a volte, che siano magari di origine straniera, che siano donne ovviamente. Non è più così, sempre di più anche la crisi economica spinge persone over 50, per esempio italiani, uomini, a rivolgersi a questo tipo di lavori per poter vivere, per poter avere uno stipendio. Ne vogliamo parlare in compagnia di Lorenzo Gasparrini, segretario generale dell'Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, Domina. Buonasera, benvenuto. Uomo italiano over 50, l'ho già citato, questo è praticamente il ritratto del badante 2.0, potremmo dire, scherzando un po' sulla figura, cioè in realtà combattendo quello che è il luogo comune, perché in realtà sta succedendo quello. Sempre più italiani, uomini, si avvicinano a questa figura. Sì, assolutamente. Negli ultimi 5 anni abbiamo avuto un incremento del 265% di badanti italiani uomini. Sì, da 1 migliaio e rotti fino a quasi più di 4.000, giusto? Sì, sì, assolutamente, ed è un trend destinato a crescere, che comunque le famiglie che hanno bisogno di un'assistenza sono in aumento sempre di più, hanno bisogno di una maggiore professionalità. Dall'altro lato è sempre più alto il numero di persone over 45, over 50 che si vogliono reinventare, Certo. per cui c'è un mercato, e reinventarsi a 50 anni in questo settore, mentre in altri settori uno può essere considerato un po' vecchio, in questo settore invece l'esperienza è un valore, il saper rapportarsi con un'altra persona, per cui la propria storia familiare, aver avuto dei figli, aver avuto l'assistenza di un anziano, sicuramente lo possono valutare per fare questo tipo di attività. Abbiamo anche una grafica che racconta anche un po' quelle che sono le motivazioni per cui ci si avvicina a questo tipo di lavoro, tra cui anche lo stipendio medio annuo, che sicuramente aiuta a pensare di poter fare una professione che magari non si pensava qualche anno fa, diversi anni fa. È così, vero? Sì, assolutamente. Questo settore sta acquistando sempre maggiore dignità, per cui è un settore dove uno stipendio arriva tranquillamente a 1.100-1.200 12.000 euro. euro l'anno in media, diciamo. Per cui poi se c'è una convivenza ci sono le indennità di vitto e alloggio, per cui è un settore dove dà un'assoluta dignità. In più alcune persone si avvicinano per avere un'esperienza nuova, per cercare di aiutare il prossimo. È un lavoro che si fa col cuore, gli italiani Si ne deve hanno fare molto. col cuore, si ha a che fare con persone che hanno necessità, hanno anche problemi, a volte non è un lavoro che può fare veramente chiunque, a prescindere dal fatto di questo trend che sta succedendo. Ovviamente ci vuole una certa sensibilità, la capacità, anche la prestanza fisica, perché a volte queste persone hanno problemi motori, per cui uno deve essere capace di aiutarli in questo senso. Assolutamente, è proprio questo anche uno dei motivi per cui le famiglie cercano un uomo, la possibilità di movimentare il malato allettato. È un altro elemento importante, la possibilità di avere una patente. Non tutti gli stranieri hanno una patente, tutti gli italiani lo hanno, per cui si dà una migliore qualità di vita al nostro anziano assistito e in più si dà un'opportunità di lavoro per la persona. Parlando in generale di questo fenomeno, parlando di donne, anche donne italiane si avvicinano comunque al lavoro di badante? Sì. Anche questo è un trend in salita? Sì, abbiamo negli ultimi 5 anni più 144%. È una delle grafiche forse che raccontano proprio questi dati, ecco infatti 144% dal 2012 al 2017, questo è il range, esattamente. È lo spazio le persone si stanno riavvicinando a questo settore, in diverse parti d'Italia abbiamo un trend per cui sono un numero più alto di lavoratrici italiani. La famiglia italiana è sempre stata al centro, è sempre stata un ammortizzatore sociale. Beh, questo valore viene messo a disposizione sempre più degli altri. Certo, abbiamo anche una grafica forse che mette in relazione i badanti italiani con i badanti di origine straniera, dico bene? Forse, eccola qua infatti. Sì, cosa si può dire di questo aspetto? Innanzitutto possiamo vedere che nel nord Italia abbiamo il 75% che sono stranieri contro il 25% italiano. Man mano che scendiamo verso lo stivale vediamo che questa percentuale cambia per arrivare nel sud Italia al 45% italiano. Si inverte praticamente in Sardegna, la percentuale? Totalmente, perché comunque Sardegna, essendo è difficile da raggiungere per gli stranieri, quando se voglio fare 5 o 6 giorni tornare nel mio paese d'origine c'è una maggiore difficoltà, per cui anche un'attitudine diversa della popolazione della Sardegna a fare questo tipo di attività. C'è la logistica, la difficoltà di spostamento che a volte favorisce un certo tipo di lavorante rispetto a un altro. L'impiego di badante è spesso stato associato a notizie di lavoro in nero. Esiste questo aspetto? Sì. È importante, vero? Purtroppo sì. Attualmente le famiglie italiane
che utilizzano un lavoratore sono 2.200.000, solo circa 860.000 sono in regola. Questo perché? Non tanto perché l'italiano vuole risparmiare, ma perché non si trova la disponibilità economica. Avere una badante non è un lusso, è una necessità. Le famiglie devono essere aiutate. Noi siamo convinti che il governo, il Parlamento, che verranno anche in futuro, cercheranno di aiutare le famiglie a poter pagare l'assistenza ai propri anziani. Questo ci aspetta il futuro da questo punto di vista. In futuro si può sperare in un aiuto, e che altri tipi di fenomeni possiamo aspettarci da questo punto di vista per il futuro? L'Italia è il secondo paese per longevità del mondo, per cui se attualmente un italiano su 4 è over 65, nel 2050 1 su 3 sarà sopra i 65 anni, ci saranno 4 milioni di over 85, è un settore in enorme crescita, ci sarà sempre di più una maggiore professionalizzazione, sempre di più una maggiore regolarizzazione, però è chiaro che la famiglia non può essere lasciata da sola a fare questo tipo di attività, però i segnali sono molto positivi. C'è una maggiore consapevolezza della famiglia di essere un datore di lavoro domestico. Molto importante questo aspetto. Grazie a Lorenzo Gasparrini, segretario generale dell'Associazione Nazionale Famiglie e Datori di Lavoro Domestico, grazie ancora. Grazie mille.